Buon pomeriggio, siamo di nuovo in diretta, edizione straordinaria di Antenna 3 perché stiamo seguendo già da qualche ora l'evolversi della situazione a Venezia, dove dalle 15, quindi tra una ventina di minuti, è previsto il raduno in campo Santa Margherita di circa 200, questa è la previsione, anarchici e Novax, che hanno annunciato la loro presenza per dimostrare la loro solidarietà nei confronti del anarchico Juan Antonio Sorroce Fernandez, che sappiamo andrà a processo d'appello martedì in aula bunker per le vicende degli ordigni esplosivi collocati nella parte nel retro della sede provinciale della Lega nel 2018 e per la quale vicenda è già stato condannato quest'estate in primo grado a 28 anni, quindi una sentenza molto molto pesante. Ecco, per dimostrargli solidarietà, sostegno, il mondo anarchico che sta in queste settimane, in questi mesi mobilitandosi anche per Alfredo Cospito, ha annunciato e sta organizzando con tutti i propri canali questa manifestazione di protesta a Venezia in centro storico, non autorizzata, lo ricordiamo, questa manifestazione, motivo per il quale c'è uno schieramento di forze dell'ordine imponente per evitare che si producano dei danni naturalmente a una città patrimonio unico al mondo come Venezia e il suo centro storico, tanto che vi abbiamo mostrato poco fa anche le immagini dei commercianti che con ordinanza del sindaco Brugnaro sono stati costretti a di fatto ritirare tutti i plateatici, gli ambulanti, a chiudere in questo lasso di tempo. Abbiamo visto i commercianti anche ricoprire, dopo lo dimostreremo con i cartoni, le loro vetrine. Allora, per fare il punto anche su questa situazione, su quello che accadrà, io saluto e ringrazio Stefano Trubian. Buon pomeriggio. Buongiorno Paronetta, buongiorno a tutti. L'avvocato Stefano Trubian, che in questo procedimento in particolare rappresenta la Lega, che è la parte offesa naturalmente in questa vicenda. Ricordiamo che quella sera di agosto, per un puro caso, né le forze dell'ordine né esponenti del partito vennero coinvolti nell'esplosione del primo ordigno, poi il secondo venne trovato intatto, e da lì anche le indagini che hanno portato poi a individuare l'anarchico spagnolo come autore, secondo la sentenza di primo grado, di questo gesto. Ma andiamo subito in diretta a Venezia con il nostro Christian Arboit, che è sul posto da questa mattina presto con il nostro collega Nicola Marcato. Dovrebbe essere con il vice sindaco di Venezia Tomaello. Vediamo se sono collegati i colleghi. Christian, eccolo qua, ti vediamo Christian. Sì, Elina, eccoci. Allora, in una Venezia sempre più blindata. Alle mie spalle vedete gli uomini della Guardia di Finanza, uomini e donne del pronto impiego di Milano, quindi sono arrivati da Milano. Del resto sono arrivati i rinforzi in queste ore a Venezia per presidiare questa preannunciata manifestazione. Ti posso dire, Elina, che ci sono dei soggetti fermati proprio qui all'imbocco di Calatrava. Vi ho inviato anche delle immagini. Diciamo che due in particolare ci hanno anche insultato dicendoci non fotografate, no fotografi, e con una serie di insulti. Quindi qualcosa si sta muovendo, ci sono appunto delle persone attualmente in stato di fermo, da quello che mi dicono anche in questura. Fra 20 minuti lo scopriremo. Per il momento siamo nella zona di Calatrava, sul retro del Santa Chiara dell'Albergo, insomma uno dei posti più noti per chi frequenta Venezia. Qui con me è appena arrivato, lo saluto e lo ringrazio, il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi. Senta, come sta procedendo la situazione? Anche lei sta monitorando quello che sta avvenendo sostanzialmente? Ma insomma, la situazione in questo momento è monitorata da tutte, insomma, le forze dell'ordine, le forze di sicurezza impegnate, circa 700 forze di sicurezza, agenti, uomini e donne di varie forze impegnate quest'oggi. Insomma, da ieri pomeriggio addirittura il Ponte della Libertà è presidiato, gli ingressi alla città come vedete. Stiamo cercando di capire, insomma, quello che sarà. L'attenzione naturalmente è alta, la vita quotidiana, come vedete,
sicuramente cerca di andare avanti comunque, perché le persone passano, comunque girano, arrivano, ci sono anche dei matrimoni, abbiamo visto oggi a Venezia, è appena passata una barca con degli sposi, delle cose, quindi si cerca comunque di andare avanti nonostante questo pericolo, ripeto, di una manifestazione non organizzata, una cosa dove nessuno sa niente, quindi l'attenzione deve essere massima su questo. Manifestazione quindi non autorizzata, voi come comune, il sindaco Brugnaro ha firmato ben 2 ordinanze all'insegna della massima cautela, che anche hanno suscitato qualche malumore da parte dei commercianti e degli operatori, ma immagino lei dica non potevamo fare altro per garantire la sicurezza. Assolutamente sì, il sindaco ha fatto queste ordinanze giustissime per precauzione, per insomma impedire che ci siano magari danni o che ci siano pericoli per le persone. Purtroppo, ripeto, queste persone sono persone imprevedibili che arrivano senza avvisare, che insomma organizzano queste cose e ne risente poi la città, ne risentono i commercianti, le attività che oggi in Campo Santa Margherita, ma non solo in Campo Santa Margherita, anche nelle zone vicino, perché quando insomma c'è sentore di queste manifestazioni anche la città si preoccupa e quindi hanno dovuto perdere una giornata di lavoro, hanno dovuto chiudere le loro attività, hanno dovuto insomma rinunciare a una giornata di lavoro che insomma, visto anche insomma adesso il tempo è anche più o meno buono, hanno dovuto rinunciare magari a una giornata, un sabato come gli altri. Ordinanze che insomma precauzionali, tanti hanno già, come avete visto prima, insomma protetto i loro negozi. Speriamo che non succeda niente, sono state fatte principalmente anche perché abbiamo visto quello che è successo nelle altre città italiane negli ultimi weekend, quindi l'attenzione deve essere massima. Che non accadano le scene che abbiamo visto a Milano, Torino appunto nelle ultime settimane, questo è un po' l'obiettivo comune. Sì, assolutamente, dobbiamo cercare di porre l'attenzione massima, dopo la speranza naturalmente è quella che non succeda niente e che tutto vada bene, però come amministratori è giusto che prendiamo tutte le precauzioni e le cautele del caso, quindi porre la massima attenzione. Senta vice sindaco, immagino che in questo momento gli anarchici, i manifestanti non ci stiano seguendo, ma le chiedo, si sente di rivolgere loro un appello? Ma purtroppo appelli è difficile rivolgere a queste persone che fanno queste cose. Insomma, abbiamo visto cosa fanno le altre città, penso che sia anche inutile, perché è ovvio che quando si viene a Venezia bisogna rispettare la città a 360 gradi, bisogna farlo con tutte le città, ma purtroppo con queste persone è abbastanza inutile, quindi insomma io auspico, la speranza è che vada tutto bene e un ringraziamento particolare, davvero me lo sento di fare già da ora a tutti i 700 uomini e donne, tanti anche ragazzi giovani, perché stamattina quando sono partito presto da Piazzale Roma ho visto tanti ragazzi, soprattutto tanti giovani che insomma si preparavano, quindi un ringraziamento va già da subito a loro e a tutti quelli che sono impegnati e anche ai commercianti e alle attività che devono purtroppo sopportare questa cosa. Grazie vice sindaco Tomaello. Allora Lina, facciamo così, passiamo, grazie Tomaello, facciamo il giro con Nicola Marcato, ci avviciniamo al ponte di Calatrava, che appunto è uno degli accessi chiaramente principali a Piazzale Roma. Da Piazzale Roma attraverso le calli ci sono di fatto 2 percorsi. Arrivano a Campo Santa Margherita, sarà la strada che percorreremo, che stiamo di fatto percorrendo. Qui vedete i mezzi della polizia, ancora la Guardia di Finanza, dietro i mezzi del trasporto pubblico, perché come diceva il vice sindaco Tomaello, questa è una giornata comunque normale per Venezia, la vita va avanti, certo l'area di Dorsoduro, l'area di Campo Santa Margherita è assolutamente monitorata. Come vedete gli uomini della polizia stanno controllando alcuni soggetti che stanno arrivando. Prima ci siamo imbattuti in alcuni stranieri, come diceva anche Crovato, il giornalista Crovato all'inizio di questa prima edizione. Particolare attenzione nei confronti magari di ragazzi che arrivano dalla Germania, dalla Slovenia, lì sono concentrati in particolar modo i gruppi di Black Bloc che poi entrano in azione spesso e volentieri non solo in Italia ma in tutte le capitali, in tutte le città europee. Questo quindi il clima, vediamo per un attimo, sta anche
anche piovviginando poco, devo dire, comunque la giornata continua a essere assolutamente serena. Allora, Lina, noi adesso, Nicola, che dici? Andiamo verso Campo Santa Margherita, teniamo per un attimo ancora la linea, vedete insomma polizia, ci stiamo dirigendo verso il pontile di fatto dell'ULSS 2, siamo sul retro dell'albergo Santa Chiara, la prima struttura che si vede arrivando in piazzale Roma. Molti turisti stanno tornando indietro, ovviamente questa è la zona dei grandi flussi, dei taxi, dei parcheggi multipiano, quindi chiaramente è difficile in questa fase individuare soggetti anche sospetti per certi versi. Vedete, è schierata anche la polizia locale. Proviamo ad avvicinare qualcuno. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Antenna 3, siamo in diretta. Posso chiedervi che giornata è questa per Venezia? È una giornata un po' particolare oggi, ci sono dei controlli, ci sono la polizia, i carabinieri, la finanza che sta facendo dei controlli anche per i residenti che vengono a Venezia. Lei è veneziano? Certo. Ma insomma, secondo lei sono eccessive tutte queste misure di protezione, sono necessarie? Insomma, è un po' il dibattito di questi giorni. È il dibattito di questi giorni perché è una protesta che non è stata autorizzata, pertanto sono tutti in subbuglio e le forze dell'ordine. Io preoccupato? Non più di tanto. Grazie davvero. Continuiamo, qui ci sono i carabinieri, come vedete a ciascuna forza di polizia Lina è assegnato ovviamente un varco, qui appunto ci sono i militari dell'Arma, buongiorno, buon lavoro, eccoli anche qui, sono tutti in assetto anti-sommossa sostanzialmente, pronti per qualsiasi evenienza. Qui non siamo ancora nella zona rossa, quindi gli ambulanti possono ovviamente esercitare normalmente in questo sabato pomeriggio. Buongiorno signore. Salve, siete italiane? Veniamo dall'Ucraina, lavoro al Modena, poi non so cosa... Giornata veneziana, quindi siete in gita oggi? Siamo venuti qua per fare un giro, bella Venezia, siamo conosciuto Venezia, bellissima. E avete visto un po' di carabinieri, polizia, vi state chiedendo cosa possa essere successo? Non sappiamo cosa sia successo, però abbiamo visto da tutte le parti, tanti, però è gentilissimi. Grazie signora. Ecco, come dicevamo prima, Lina, tanti turisti non sanno ovviamente quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, perché il condizionale in questo momento è ancora d'obbligo, assolutamente d'obbligo. Buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3. Giornata un po' particolare, lei ha visto movimenti sospetti? Qualcuno non ha visto. Non ha visto niente di sospetto? Niente, è tranquillo oggi. Tranquillo. Normale, se è normale. No. Ieri invece ha visto qualcuno di... No, ieri no. Nemmeno ieri. Quindi insomma da questo operatore grazie infinite, la situazione insomma sembra normale da questo suo osservatorio. Vediamo se questi gondolieri hanno visto qualche movimento sospetto. Buongiorno, salve, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3. Sì, giornata un po' particolare questa per Venezia, voi avete visto movimenti sospetti? Nulla signore, nulla, ancora nulla. Quello che vede adesso è quello che c'è stato fino adesso. Lei che sentore ha? Qualche sentore particolare? Ma no, sinceramente no, sembra che tutto proceda così. Aspettiamo, parlavano delle 3, ma sono adesso. C'è meno gente del solito che sa. Meno gente, sì, meno gente sicuramente se bloccano il ponte, insomma, con i controlli. Diciamo che non è un biglietto da visita. A singhiozzo, ecco. Grazie, buon lavoro, grazie, davvero gentilissimo. Ecco, quindi come vedi
tutti si stanno chiedendo che cosa accadrà fra poco meno di 10 minuti. Noi tra l'altro adesso, Nicola, magari acceleriamo il passo, anzi direi che forse è meglio correre un attimo per arrivare a Campo Santa Margherita, perché appunto mancano 7 minuti alla manifestazione. Qui gli uomini dell'Arma, i militari dell'Arma. Grazie Cristian. Grazie Cristian per questo collegamento, pronti a ritornare naturalmente in diretta con voi da Venezia. Certo che è difficile pensare, avvocato, di arrivare a quel ponte e oltrepassarlo se si hanno cattive intenzioni. Abbiamo visto un dispiegamento di un certo livello imponente, il sindaco Brugnaro lo aveva annunciato, al di là della sua ordinanza restrittiva non si faranno sconti per quelli che hanno intenzione di manifestare in maniera violenta, al di là che parliamo di una manifestazione già di per sé non autorizzata. Che impressione le hanno fatto queste immagini, avvocato? Credo che da cittadino, prima che da professionista ed esulando dal caso specifico, non si possa che interrogarsi rispetto a 700 agenti delle forze dell'ordine schierati a tutela della collettività. La società, io l'ho detto a più riprese, ha gli anticorpi, fermo il libero manifestazione di pensiero di ciascuno, che non è in discussione nel nostro paese in un ordinamento democratico. Ci sono regole del comune incedere civile che debbono necessariamente essere salvaguardate. Venezia è uno scrigno, è un gioiello, lo sono tutte le città perché rappresentano le fatiche dei nostri i padri costituenti e non solo, rappresentano le fatiche di tutti noi che ci siamo rimboccati le maniche, ciascuno per la propria parte, senza santificarci. Credo che sia scontato dire che una certa tutela è necessaria. Dopodiché, senza alcuna enfasi, si tratta di, lasciare che tutti possano manifestare liberamente anche le idee più diverse, purché lo facciano con misura, con garbo, con rispetto di tutti. Le intimidazioni e le violenze verbali e tanto più fattuali non debbano solo essere consentite, ma credo che debba essere testimonianza di ciascuno di noi l'idea che non possano albergare nel nostro Paese. E tutto questo nasce proprio da un gesto di quel genere, nel senso che, lo abbiamo detto, questi manifestanti a cui si sono uniti per motivi che non abbiamo onestamente ben capito, nel senso che è difficilmente spiegabile, si sono uniti anche i Novax, evidentemente è tutta una contestazione dell'ordine costituito, a quel che ci è dato capire da quelli che sono le convocazioni che sono girate per questa manifestazione. Nasce, lo diciamo, dalla vicenda, lo abbiamo ricordato poco fa, dell'anarchico Juan Antonio Sorroche Fernandez, che ad agosto del 2018, secondo almeno quella che è la sentenza di primo grado, sarebbe stato l'autore dell'attentato alla sede della Lega di Villorba nel Trevigiano, la sede provinciale, il K3, in cui vennero posizionati 2 ordigni. Il primo doveva servire a richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine, dei soccorritori, dei vigili del fuoco, di chiunque avvisasse questo boato, nella nota avvertisse questo boato e decidesse di intervenire. Per una pura casualità, in realtà, il primo ordigno che esplose non attirò di fatto nessuno la notte stessa sul posto, ma ne rimase un secondo inesploso e che poteva essere azionato in maniera molto banale accedendo alle scale, le vediamo in questo caso, d'emergenza sul retro della sede. E tra l'altro tra poco avremo in collegamento uno dei rappresentanti della Lega di Treviso, Alessandro Manera, che era tra quelli che erano presenti la sera stessa in cui quell'ordigno si trovava sul pianerottolo di fatto della scala antincendio. Bastava uscire a fumarsi una sigaretta e innescare l'esplosione che purtroppo avrebbe potuto ferire gravemente, se non addirittura uccidere chiunque fosse lì vicino. C'è stato a luglio il processo di primo grado, però
Andiamo per gradi, scusate la ripetizione, nel senso che gli anarchici avevano già dato dimostrazione di riuscire a creare grossi disagi, di bloccare la città a giugno, perché sul PUT avevano inscenato una manifestazione, il PUT è la circonvallazione per chi non fosse trevigiano, esterna alle mura cittadine, e avevano inscenato questa protesta, questo blocco della circolazione nel giorno in cui si svolgeva l'udienza in cui la procura aveva chiesto 30 anni di condanna per l'imputato. Andiamo allora a vedere il servizio sull'attentato del K3, appunto relativo alle richieste della procura, e poi vedremo anche quello della sentenza di luglio. Prima il presidio davanti al tribunale, poi il corteo non autorizzato che ha bloccato il PUT per lunghi minuti per protestare contro la richiesta di condanna avanzata dalla procura, quasi 30 anni di carcere, tanto da dover essere dispersi dalle forze dell'ordine. A inscenare la doppia contestazione anarchici provenienti da diverse zone d'Italia che si sono radunati davanti a Palazzo di Giustizia per la nuova udienza a carico di Juan Sorroche Fernández, lo spagnolo di 43 anni accusato di aver organizzato l'attentato dell'agosto 2018 al K3, la sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba, con la procura che ha chiesto una condanna molto pesante, 28 anni, malgrado dalle accuse contestate sia stata esclusa l'ipotesi di tentata strage. Ormai il processo è addirittura d'arrivo, oggi ha concluso la pubblica accusa con una richiesta tutt'altro che trascurabile, in linea del resto con le contestazioni che sono state mosse e probabilmente riconosciute a processo. Ovviamente spetta alla Corte il giudizio e le parti civili concluderanno la prossima udienza. Ma la richiesta della pubblica accusa ha scatenato la reazione dei contestatori all'esterno, che hanno deciso di marciare lungo il PUT bloccando il traffico e arrivando fino all'altezza della stazione. Lì gli uomini della Celere li hanno convinti a desistere. E penso si commentino da soli a ciascuno l'analisi di quegli atteggiamenti. I giudici della Corte di Assise pronunceranno la loro sentenza il prossimo 2 luglio rispetto a un caso di estrema gravità. I 2 ordigni posizionati quella sera d'estate al K3 potevano uccidere tanto chi era all'interno della sede quanto le forze dell'ordine intervenute dopo la prima esplosione. Le contestazioni muovono dal dato fattuale, è certamente importante il posizionamento di ordigni esplodenti che abbiano quella micidialità, è cosa che dovrebbe allarmare ciascuno e non solo la comunità locale. Ecco, questo era il servizio dello scorso 11 di giugno in cui si annunciava la richiesta della procura, e allora andiamo a vedere anche poi, sempre con naturalmente tra i protagonisti l'avvocato Trubian, che è parte del processo, e poi accenneremo per quello che si può dire naturalmente all'udienza di martedì in Aula Bunker. Andiamo a vedere poi la sentenza consistente, 28 anni a carico di Sorroche Fernández. Sentiamo. È la risposta dell'ordinamento democratico che non si lascia intimidire e che dunque ha dimostrato di avere in sé gli anticorpi per reagire a queste situazioni. La richiesta della pubblica accusa, rappresentata dai PM Roberto Terzio e Alessia Tavarnesi della Procura distrettuale di Venezia, è stata accolta. 28 anni la condanna in primo grado pronunciata dai giudici della Corte d'Assise di Treviso nei confronti di Antonio Sorroche Fernández, il 45enne anarchico spagnolo ritenuto responsabile dell'attentato esplosivo dell'agosto del 2018 alla sede provinciale della Lega al K3 di Fontane di Villorba. Confermato lo stralcio dell'accusa di strage, Sorroche, attualmente in carcere a Terni, è stato riconosciuto colpevole di attentato ai fini terroristici ed eversivi e di fabbricazione e porto di ordigni esplosivi. È una sentenza che conferma l'ipotesi accusatoria e la responsabilità dell'imputato nel posizionamento dell'ordigno, conferma anche la gravità che siamo andati da subito evidenziando,
circa la condotta. Nessun commento alla luce della sentenza da parte del difensore di Sorroce, l'avvocato Flavio Albertini. Nessuna presenza in aula, al di là di magistrati, avvocati e forze dell'ordine, se non al mattino 5 esponenti del movimento anarchico che hanno lasciato il tribunale, presidiato da polizia e carabinieri, molto prima del pronunciamento dei giudici. Nessun disordine quindi come quelli che c'erano stati un mese fa, quando l'accusa aveva avanzato la pesante richiesta di condanna e gli anarchici avevano bloccato il PUT. Oltre ai 28 anni di reclusione, Sorroce dovrà trascorrerne altri 3 in libertà vigilata. Disposto a favore della parte civile la Lega un risarcimento di 30.000 euro a fronte dei 50.000 richiesti e il pagamento di altri 17.000 euro di spese processuali. Ciò che premeva, al di là della qualificazione giuridica dei fatti, era affermare il principio che appunto le condotte non restano impunite e che la possibilità di ciascuno di noi, indipendentemente dalle orientamenti politici, ma di professare la propria fede politica, di attuarla in concreto, non deve essere messa in discussione. Avvocato Trubian, naturalmente tutte affermazioni queste sue che sono da ribadire in questa circostanza. A che punto è il procedimento giudiziario? Martedì c'è un altro appuntamento delicato anche dal punto di vista probabilmente dell'ordine pubblico. Sì, al di là dell'ordine pubblico, ed essendoci io parte processuale di quel processo, essendo parte civile al processo di martedì, direi che per rispetto della Corte in primo luogo, del collega, ma direi di un modo di operare che ritengo proprio di ciascun professionista serio, è opportuno che le valutazioni tecniche da un punto di vista sia giuridico che sostanziale io le svolga in quella sede, per cui vi ringrazio dell'invito e ho accettato di buon grado con quella riserva appunto di evidenziare che il processo è giusto farlo e se può essere un messaggio nelle sedi opportune che sono quelle giudiziarie. Al netto di questo e dunque del fatto che tedirò la Corte, immagino, alla volta di martedì, come farà il valente collega Flavio Rossi Albertini che assiste il Sorroche ed il Cospito per quanto di notorietà, è la prima udienza d'appello dove il collega appunto ha interposto appello rispetto alla sentenza di prime cure, spiegando una serie di motivi tecnico-giuridici e sostanziali che andremo a sviscerare insieme alla Procura Generale e alla sezione di Corte d'Assise d'Appello alla volta di martedì, per cui è la prima udienza del processo di secondo grado rispetto alla sentenza di prime cure che si è conclusa, come dicevamo, nel luglio scorso. E quindi, l'abbiamo detto, in vista di questo processo in aula bunker è stata organizzata questa manifestazione. Prima di andare da Christian Arboit, che vedo di nuovo collegato, è ritornato in campo Santa Margherita, vorrei ringraziare e salutare, eccolo qua, collegato via Skype, Alessandro Manera. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Grazie a Manera, che era uno degli esponenti della Lega che si trovavano al K3 quella sera in cui poteva rischiare di esplodere questo ordigno posizionato da Sorroche. Manera, le chiedo di aspettare 2 secondi, andiamo in campo Santa Margherita a vedere cosa sta succedendo, perché sono le 15.07 e la manifestazione era annunciata per le 15. Christian, come sta andando? Vediamo forze dell'ordine e giornalisti. Forze dell'ordine e giornalisti, hai detto bene Elina, al momento tutto tace, non c'è nessun tipo di raggruppamento sospetto, c'è questo clima di attesa abbastanza surreale che vi abbiamo raccontato. Come vedete ormai il campo è assolutamente sgombro, è rimasto aperto sostanzialmente il boccon di vino, questa osteria, poi un'osteria poco più in là, altri hanno praticamente chiuso, non ci sono i commercianti ambulanti chiaramente perché l'ordinanza ha imposto ai commercianti ambulanti di chiudere entro le 12 e quindi questa è un po' la situazione. Ci sono tanti giornalisti, sono arrivate tutte le testate anche nazionali perché ovviamente si tratta di un
di una manifestazione preannunciata che ha avuto eco nazionale, trainata in qualche modo anche dalla vicenda di Alfredo Cospito, in attesa appunto del pronunciamento del Tribunale di sorveglianza di Milano, dopo che la Procura Generale proprio nella giornata di ieri ha chiesto e di fatto chiesto al giudice di tenere Cospito sì ricoverato al reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, ma di trattenerlo per l'appunto in 41 bis, di non concedere, come richiesto dalla difesa di Cospito, gli arresti domiciliari. Quindi c'è anche tutta questa vicenda sullo sfondo che rende questa giornata particolarmente tesa, o comunque una giornata, come vedete, presidiata, come vi stiamo raccontando. Tutti gli agenti, tutti i militari, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza sono in assetto anti-sommossa, però come vedi poi ci sono anche tanti giornalisti. Siamo in attesa di capire perché appunto dei fermi ci sono stati, delle relazioni, delle correlazioni per il momento non sono state riscontrate, ma è tutto per l'appunto in evoluzione. Chiedo magari a questi ragazzi, buongiorno, italiani? Siamo in diretta su Antenna 3, voi siete qui, siete veneziani? Sì, no, siamo domiciliati qua perché studiamo qua entrambi. Sì, ecco, un pomeriggio un po' di attesa, voi cosa? Infatti mi aspettavo molto più, magari casino, molta più gente, invece è abbastanza tranquilla la situazione. Io non mi aspettavo di vedere la tranquillità del turismo quotidiano quasi, no? Cioè vedo tante coppie che passeggiano, anche gente che prende il gelato là in fondo, non so, è un po' particolare questa situazione. Un clima un po' surreale, diciamo, possiamo definirlo così quantomeno. Esatto, sì. Esattamente. Sì. Grazie ragazzi, buon pomeriggio. Passeggiamo ancora un po', Lina, vediamo, cerchiamo di capire se qualcosa si muove o se è destinato, se la situazione è destinata a chiudersi così, a risolversi. Prima mi dicevano potrebbe essere anche un tentativo di depistaggio, potrebbero arrivare fra un'ora, fra 2 ore, perché magari si sono ritrovati in questi 2 giorni qui a Venezia, sono arrivati ovviamente non in gruppo, però insomma parliamo di una manifestazione annunciata, così poi si sono in qualche modo basate anche le forze dell'ordine, la stessa prefettura, una manifestazione di 200-300 partecipanti, 200-300 manifestanti. Per il momento insomma non si vede assolutamente nulla. Buongiorno, salve, lei è veneziano? Sì. Lei è veneziano e quindi sta presidiando un po' questo campo Santa Margherita? Presidiando no, perché io ho l'ufficio del sindacato qui vicino, quindi è zona mia, insomma. Che sindacato, posso chiederle? Unione Inquilini. Nome e cognome posso? Giuliano Gottardo. Ecco, Gottardo, che cosa ne pensa di questa giornata presidiata qui in campo Santa Margherita e non solo? Penso che sia un'esibizione di forza del tutto incongrua al problema, perché la gente si incattivisce e gli anarchici non ci sono, in realtà c'è uno spiegamento di polizia, vigili urbani, carabinieri e mezzi consimili del tutto spropositato, perché non succede assolutamente niente, né presumo succederà. Quindi lei fa parte di quei residenti anche, mi immagino, perplessi sulle ordinanze adottate dal sindaco, troppo allarmismo con questi provvedimenti amministrativi? Diciamo che il sindaco potrebbe fare dei provvedimenti amministrativi anche di più e anche più cogenti, per esempio sullo spopolamento di Venezia, le case sfitte, gli sfratti che succedono continuamente. Quindi lei dice insomma i problemi sono altri, oggi insomma forse è una dimostrazione di forza più che altro. Sicuramente, anche perché c'è il pericolo che questa organizzazione statale voglia pian piano farci smettere dal manifestare in qualunque modo. Questo è il suo terribile sospetto, mi verrebbe da definirlo così, terribile sospetto. Più che sospetto direi che è fondato anche storicamente.
Grazie. Signor Gottardo, grazie mille, quindi del sindacato Unione Inquilini qui di Venezia che monitora insomma la situazione. Grazie. Allora, proseguiamo il nostro racconto. Ancora non si muove Foglia, non mi pare, insomma, vedo gente, vedo turisti che mangiano il gelato, vedo persone tranquille. Signore, buongiorno. Siete italiane? Italiane? Sì, veneziana. Insomma è una giornata un po' particolare per Venezia, sta passando anche un elicottero mi pare della polizia, insomma tutto presidiato. Signora, è troppo? Non so. Troppa spesa inutile che noi sosteniamo come cittadini. Quindi lei dice non servivano 700 uomini? No, me lo dice lei che sono 700, non lo sapeva. E quindi secondo lei il sindaco quindi ha fatto male ad adottare le ordinanze, un'eccessiva cautela o che altro? Non saprei, comunque mi sembra eccessivo tutto quanto, è un po' sa una brutta sensazione questo campo così. Che sensazione? È come se ci fosse la guerra. Lei dice insomma sproporzionata? Ah certo, soprattutto a Venezia. Insomma che Venezia, lei dice, in questi anni tra Acqua Grande, pandemia, insomma si è svuotata più di una... Peggio, ne ha avuto di peggio sì, purtroppo. L'ultima Acqua Grande è stata pesante. Quindi qua è un po' come tornare indietro, insomma sono segnali, lei dice, un po' di sfiducia. Non saprei, questo lo dice lei. Io non saprei. Quindi lei resta qui comunque, vede un po'. Ma sì, cioè non lo so, dov'è tutto questo problema, non lo so. Al momento non... Guardando intorno... Non saprei. Grazie signora, gentilissima davvero. Ecco, come vedi, insomma, in questo momento Lina, l'atteggiamento è questo, no? Il clima è un po' paradossale, è il termine che se non sbaglio hai utilizzato anche nel precedente collegamento, no? Una giornata significativa anche dal punto di vista storico per Venezia, per il Veneto, l'infiorata a cui ha partecipato il patriarca Francesco Moraglia, c'era anche il prefetto Michele Di Bari che è stato intervistato dal nostro Lorenzo Maier. Non so, chiedo anche a queste signore, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3, lei è veneziana? Sì. Sono una collega. Lei è una collega? Basta. Ma allora chiedo ad una collega sostanzialmente che cosa ne pensa di questa giornata, siamo in diretta su Antenna 3. Non lo so, evidentemente per questo spiegamento di forze devono aver avuto segnali precisi, altrimenti non avrebbero organizzato questa situazione così di grandissima allerta. Alle 15:16, no? Possiamo dire che l'allarme è cessato o comunque l'allerta dovrà rimanere alta per tutto il pomeriggio? No, cessato no, è troppo presto. Quindi stiamo ancora qua, come giornalisti stiamo ancora qua a raccontare la giornata. Molto meglio anche a te. Ecco, quindi come vedi Lina, come dicevi tu all'inizio, no, del collegamento, ci sono più forze dell'ordine e giornalisti a questo punto, poi qualche turista un po' stranito che si chiede perché è tutto chiuso, perlomeno in quest'angolo della città. Allora, io mi fermerei per un attimo, cerchiamo di capirne un po' di più, magari mi metto in contatto con altre fonti in altre zone della città per capire che aria tira. Quindi per il momento con Nicola Marcato, Carolina, ti restituisco la linea. Grazie a Christian, abbiamo sentito le voci dei cittadini. Certo è che ognuno fa la propria parte, no, avvocato, in queste situazioni. L'amministratore, la forza dell'ordine, il cittadino, per carità. Un po' ci viene da pensare che se non c'è nessuno in piazza sia anche perché abbiamo visto prima i controlli serratissimi a Piazzale Roma, in stazione, per impedire gli arrivi di persone violente o con cattive intenzioni, impedire il più possibile, insomma anche con verifiche dei contenuti degli zaini, delle borse eccetera. E poi lo sappiamo benissimo che invece dovesse accadere qualcosa e non ci fosse un dispiegamento di forze adeguato, la polemica sarebbe all'inverso. Siamo abituati, no, a queste cose. Siamo un paese in questo particolarmente avvezzo, nel senso che la critica col senno del poi viene sempre facile a tutti. Laddove
non si fosse intervenuti a preventiva tutela, fermo restando appunto che grazie a Dio nulla sta succedendo, e auguriamoci che questo sia, e che comunque se vi fossero manifestazioni pur non autorizzate che si svolgano nella maniera più pacifica possibile. Però io non vedo mai, e anzi ringrazio, anch'io mi accodo all'amico, al vice sindaco Tomaello, nel ringraziamento alle forze dell'ordine, perché credo che siano loro i primi che si dispiacciono sotto un profilo di, come dire, di quella vigile attesa che però è dovuta ed è una tutela per tutti noi, e dunque grazie. Trovo, come dire, non gratuite ma fuori di luogo le contestazioni di eccesso di zelo. Meglio stroppiare per eccesso che in difetto, anche proprio a tutela della città, che non significa criminalizzare nessuno, ma avere quell'attenzione che magari in altri casi non si è avuta e che ha suscitato particolari polemiche, magari di ritardi negli interventi. Il punto di equilibrio visto dopo è sempre facile giudizio, ma un conto è giudicare, un conto è essere sul campo e operare a tutela di tutti. Certamente. Alessandro Manera, intanto che impressione le hanno fatto queste immagini? E poi non è facile il ruolo di amministratore, no? In queste circostanze, come non lo è senza dubbio quello delle forze dell'ordine e del questore. Meglio appunto qualche uomo in più che rischiare di veder messa a ferro e fuoco Venezia, il suo centro storico, no? Vabbè, questo è certo, e quindi ringrazio anche il grande lavoro delle forze dell'ordine, perché anche loro devono star là con un dispiegamento del genere, magari avrebbero altre attività sicuramente più importanti e più logiche. Purtroppo se poi non lo fai e avviene qualcosa, come diceva giustamente l'avvocato Trubian, che saluto, poi chi paga? Paga sempre il questore, e quindi è giusto sicuramente tutelare quello che poi è l'incolumità anche della città, perché poi quando questi qua arrivano iniziano a fare disastri, iniziano a spaccare vetrine, quindi, perché abbiamo già visto queste scene a Milano, ce le ricordavamo, o al G8, tutte queste tipo di manifestazioni, quindi ha fatto benissimo a prevenire, speriamo non succeda niente, ce lo auguriamo tutti. Fa sempre specie pensare che qualcuno debba o voglia manifestare contro delle persone incarcerate per tentativi di strage. Sarebbe interessante intervistare uno di questi ragazzi e chiedergli scusa esattamente cosa doveva fare il giudice. Io non lo so, faccio anche difficoltà a capire per cosa si manifesta, ecco. Sì, ti dirò che per esperienza probabilmente anche alla domanda specifica non risponderebbero, ma pazienza. Tra l'altro appunto i siti riportano anche alcune delle motivazioni proprio, no? Cioè questa chiamata alla mobilitazione, al di là del processo che c'è in aula bunker martedì, coinvolge, abbiamo detto, anche i Novax e non solo, in generale i negazionisti di tutti i tipi, anche quelli relativi appunto alla gestione della pandemia, l'emergenza Covid, hanno scritto gli organizzatori in questi messaggi, in questi volantini che sono girati, è stata una vasta ginnastica di obbedienza e di retorica bellica, mentre lo scontro aperto tra la NATO e la Federazione Russa spinge i governi a militarizzare gli spiriti, il linguaggio, la società. Abbiamo il compito di fare tutto il possibile per rovesciare la sentenza d'appello, va bene, contro Sorroche, ma in generale evidentemente tutto il sistema. Queste sarebbero le motivazioni di questa mobilitazione, che però, posso dire, sentite anche le voci di prima, magari breccia in qualcuno le fanno anche, purtroppo aggiungerei. Allora, Manera, cosa ricorda di quell'evento di 5 anni fa in cui lei era presente alla sede della Lega, era al K3 e ha rischiato di essere uno di quelli che magari spostando il piede, toccando quel filo che avrebbe innescato questo ordigno, rischiava di farsi molto molto male? Sì, diciamo che chiaramente non ho avvertito nulla nel momento, perché abbiamo saputo il giorno dopo che c'era questo ordigno. Io avevo parcheggiato lo scooter peraltro proprio in prossimità di quella scala, quindi a pensarci dopo chiaramente ti gela il sangue. C'è da dire che effettivamente, come dicevi tu Lina, però mia nonna diceva Dio li fa e poi li accoppia, perché veramente sentire dire certe cose tra i Novax e i negazionisti e tutto, cioè adesso va bene tutto, però ognuno ha la propria libertà personale, però da lì a giustificare questi gesti e questi atti da parte di queste persone
non so, dovevamo morire tutti e 4 per renderli felici, non ho capito esattamente. Probabilmente, secondo la testa di qualcuno, magari avremmo risparmiato anche la pandemia, io non so neanche cosa dire. Certo la paura è stata tanta, ecco, come vedete le immagini, avevo parcheggiato lo scooter proprio alla base di questa scala, che è una scala antincendio sul retro, e chiaramente ci hai pensato. Peraltro vorrei far notare, che pochi forse ricordano, che il primo ordigno fu fatto esplodere, visto che non c'erano riusciti con noi, fu fatto esplodere per attirare le forze dell'ordine, che avrebbero dovuto inciampare sul secondo ordigno, secondo quanto dimostrato poi dall'accusa e dalla condanna fatta a questo signore. Ecco, quando si parla di forze dell'ordine, pensate solo anche cosa rischiano anche loro da questo punto di vista, grazie a queste persone. Però Lina, io direi anche, quella volta io ricevetti tante telefonate, ma tante telefonate di persone anche di partiti politici. Non ne ricevete poi tante da qualche movimento di sinistra che forse li continua a considerare dei compagni che sbagliano? Ecco, questo non lo ricevete e mi dispiace molto, peraltro. Non abbiamo purtroppo un contraddittorio in questo senso. Non mi hanno telefonato, quindi... È un dato di fatto, dici? Sì. Senza dubbio. Il nostro Cristian Arboit, tra l'altro, mi scrive che si sta spostando verso la zona dei Frari, dove qualcosa forse sta accadendo, forse qualche discorso pubblico, qualche comizio, ma si sta spostando dall'altra parte. Io chiederei alla regia adesso di farci sentire quelle che sono state le parole questa mattina del Patriarca di Venezia, che ha comunque, malgrado la giornata blindata in laguna, tenuto la tradizionale infiorata in questo 25 di marzo, un brevissimo contributo proprio relativo a questa manifestazione degli anarchici, che in quelle ore, siamo intorno a mezzogiorno, si andava teoricamente preparando, così come il dispiegamento delle forze dell'ordine. Io sono fiducioso, il che vuol dire che sono anche un po' preoccupato ma anche tranquillo. Fiducioso vuol dire che confido che le cose possano andare bene con il buon senso di tutti e anche con le forze che possono essere messe in campo perché non si arrivi ad atti di violenza, che è la cosa più importante sia per la comunità degli uomini sia anche per la città. Queste dunque le parole di assoluto buonsenso del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa mattina all'infiorata, raccolte dal nostro Lorenzo Maier, naturalmente nella speranza appunto che nulla di violento accadesse in città. Noi siamo in attesa di ricollegarci col nostro Cristian Arboit per capire cosa sta succedendo in un'altra zona del centro storico di Venezia. Appena sarà possibile si collegherà. Manera, poi lei è stato anche diciamo parte nel processo, non si è tirato indietro dal andare a testimoniare perché fosse fatta chiarezza e giustizia di quello che era accaduto. Sì, certo, peraltro io sottolineerei, sarà l'avvocato Trubian su questo, che l'allora imputato e poi condannato anarchico fece un discorso incredibile. Guardate, sarebbe se fosse possibile un giorno trasmettere un discorso incredibile, perché non disse sono stato io, ma giustificava il fatto che qualcuno lo poteva fare in virtù del partito, della Lega. Quindi guardate, dei discorsi che sarebbe interessante perfino far sentire ai ragazzi, per dire ecco, questa è la follia di certe persone, perché guardi, fu un discorso incredibile, ma è chiaro che io ci mesi la faccia, perché non possiamo pensare che queste persone siano a piede libero o in qualche modo possano diciamo minacciare altre persone. Io peraltro ho trovato, e questa è stata una cosa che sì mi preoccupò, davanti a casa di mio padre in centro Treviso una scritta, l'unica scritta fatta a favore dell'anarchico, diciamo su un muro davanti a casa di mio padre, perché chiaramente hanno letto sul campanello Manera e fu fatta questa cosa. Questo ecco mi preoccupò un po', poi parlai con la Digos. Però ripeto, sarebbe interessante sentire questo discorso, che è un discorso secondo me che ci riporta agli anni di piombo,
alle scritte a cosa scrivevano le Brigate Rosse. Guardate, è di una lucida follia che è incredibile. Questo processo tra l'altro è sempre stato seguito da attivisti anarchici, nel senso che sono quasi sempre stati presenti con dei presidi, degli striscioni all'esterno di Palazzo di Giustizia, ma Manera, è altamente probabile che questa mobilitazione e poi anche l'aggregazione dei Novax sia trascinata in qualche modo dalla vicenda Cospito. Cosa dice? No, beh, sicuramente questo. Però è anche da capire una cosa, io qua lo dico, l'ho detto da voi proprio in trasmissione una volta, dare una certa sponda a certe persone crea secondo me anche quest'onda di, non dico semiconsenso, ma tutta quella fascia extraparlamentare, perché il fatto che dei parlamentari della Repubblica siano andati a trovarlo in tutta segretezza e che poi sia venuto fuori non è sicuramente un gesto sicuramente legale, perché hanno diritto di farlo, ma politicamente è dare una sponda a queste persone. Io lo dico proprio chiaramente, senza problemi. Cioè, andare a sincerarsi delle sue condizioni di salute in carcere da parte di alcuni esponenti del PD, bisogna dirlo. Allora, o ritieni che le carceri non siano diciamo dei luoghi sicuri per i detenuti e che quindi possano essere torturati, oppure in qualche modo in un certo momento storico dargli un certo tipo di sponda di tipo politico. Cosa ne pensa Trubian? Penso che siano le considerazioni politiche che un difensore non si può permettere, tanto più a 3 giorni da un processo. Possono essere più o meno condivisibili, ma non mi chieda l'analisi politica che non è opportuno che sviluppi. Certo, chi si trova in quelle situazioni, come è stato Manera, indipendentemente dall'autore del fatto, immagino possa essere, come dire, toccato in prima persona, e dunque credo che sia un'analisi del tutto naturale sotto il profilo personale di chi ha vissuto in prima persona quegli eventi. Ecco, extra processo di Sorroche, il caso Cospito in ogni caso ha mosso una discussione dentro e fuori le aule parlamentari, lo abbiamo visto con il ministro Nordio, il nostro trevigiano ministro Carlo Nordio, chiamato in causa più e più volte rispetto a questa vicenda, che ha tenuto comunque una linea sempre dritta e ha ribadito il carcere duro nei confronti di questo anarchico, anche per tutta la situazione attuale naturalmente e tutti i contatti che si dice continui a conservare. Guardi, sotto questo aspetto, dottoressa, io mi sono espresso ovviamente rispetto a quel caso, ma più in generale rispetto al 41 bis, ritenendolo fatto anche in questi studi televisivi col direttore Bacciarli, rappresentando la delicatezza del punto di equilibrio. È di tutta evidenza, e lo dico da difensore, che il 41 bis, non ne faccio mistero, se no sarei contraddittorio rispetto a me stesso, che ci sono stati oggettivamente degli eccessi normativi, nel senso di la difficoltà di norme generali di trovare un punto di convergenza. Il 41 bis è stato a mio avviso correttamente ritoccato dalla Corte Costituzionale, penso anche solo al divieto che avevano fino a poco tempo fa i difensori di colloquiare con i propri assistiti, e dunque credo che alcune riflessioni rispetto a quella norma vadano ed andassero fatte. Sotto l'aspetto più puntuale dico, il Ministro Nordio per quanto mi riguarda è una garanzia. Il punto di equilibrio secondo me è questo, al di là del dato particolare. Tutto ciò che è necessaria garanzia della collettività va applicato, tutto ciò che suona come eccessiva limitazione ultronea rispetto a quei fatti non ha significato. Eccole qua le immagini che ci arrivano live da Venezia. Qualcosa sta succedendo. Siamo nella zona dei Frari, mi diceva Cristian Arboito, vediamo se ce lo conferma. C'è un comizio in corso di fatto. Cristian, ci senti? Sì, Lina, ecco, guarda. Sì, ti sento, Lina. Voi mi sentite? Sì.
Ecco, allora Lina, come vedi si tratta di un drappello al momento, di poche unità, c'è questo striscione stragista è lo Stato, si legge solidarietà da Anna e Alfredo, il riferimento ad Alfredo Cospito, ma non so se riuscite a sentire le parole. Classe, un'intera generazione che si sta ribellando, ed è per evitare che anche qui contro la guerra, contro il caro viveri, nasca un movimento consistente, un movimento di massa, che le iniziative anche piccole come quella di oggi devono essere represse e circondate da un cordone sanitario di polizia e da una criminalizzazione mediatica, possiamo dirlo, senza precedenti, perché qualcuno di noi non è proprio un ragazzino, di cortei ne abbiamo fatti tanti e non erano sempre necessariamente delle passeggiate, ma un clima mediatico per cui un corteo diventa un incubo, non ce lo ricordavamo. Questo è un clima di guerra. Pensare che sia soltanto un problema tra gli anarchici e lo Stato è un gravissimo errore. Qua è in gioco la libertà, l'agibilità minima di strada e di piazza di tutte e di tutti. Se non riusciamo a far cambiare di campo la paura che siano i padroni, gli stati, i governi, a partire da questa banda di criminali e di assassini al governo oggi, per noi saranno anni, decenni di lacrime e sangue, se non addirittura di un'apocalisse nucleare. Ecco le piccole cose che vogliamo dire mentre passeggiate, sorseggiate il vostro aperitivo in una città blindata. Queste sono, Christian Arboit, le rivendicazioni che ci aspettavamo d'altro canto e da cui ovviamente ci dissociamo. È un po' quello che diceva Manera prima, no? Soprattutto da quella banda di assassini naturalmente ci dissociamo in pieno, ma questi sono i toni che vengono evidentemente usati da queste poche decine, a quel che vediamo, di persone che sono confinate al di là del ponte, su cui vediamo forze dell'ordine in grosso schieramento, numerose. Ci dovremmo meravigliare, secondo loro, che si prendano delle contromisure alla loro presenza nelle città, quando sappiamo purtroppo che manifestazioni di questo tipo possono finire in tutte le maniere. Manera sta vedendo questa manifestazione? Ha sentito? Sì, ma è quello che vi dicevo, se loro a un certo punto danno degli assassini al governo o agli esponenti di governo, agli esponenti di un partito, loro si sentono giustificati a commettere degli atti quasi, secondo la loro teoria, quasi partigiani contro queste persone, contro gli esponenti del governo, parlamentari, esponenti di partiti. E questa è la loro visione del mondo, ed è abbastanza chiara. Io faccio anche difficoltà a capire chi ne trova veramente un riscontro. Mi stupisco che ci siano perfino delle persone, ecco. Questo è incredibile, però. Peraltro vedete i soliti atteggiamenti, qualcuno si maschera il volto, sono cose incredibili. Sono cose incredibili. Sì, Christian Arboit. Ecco, stavano adesso gridando degli slogan, ci sono delle persone, vedo anche da questa parte della... Ecco, un attimo, vieni con me Nicola, avviciniamoci, eccoci, eccoli. Ragazzi, avete la possibilità di parlare su Antenna 3, siamo in diretta. Ragazzi, voi state partecipando quindi a questa manifestazione, a questa giornata. Non volete parlare? Via. La stampa, insomma, potete dirci la vostra, come mai siete qua? Nicola, se mi puoi seguire, noi siamo qui per raccogliere anche le vostre opinioni. Non volete? No. Noi siamo qui per raccogliere anche la vostra opinione. Da dove arrivate? Posso chiedervi questo? Da dove arrivate? Siete qui dal Veneto? Nessuno ovviamente mi parla. Lina, non c'è molta disponibilità a parlare, però vedi, adesso la manifestazione è un po' più diffusa di quella che sembrava. Nicola, possiamo...
No, bello. Ecco ragazzi, non volete? Devi levare. Perché ragazzi, Nicola, perché? No, ragazzi, perché non parlate con noi? Noi siamo qui a raccogliere... Via! Noi siamo in... Noi non stiamo provocando. Se qualcuno ti dice non vuole parlare, tu insisti, stai provocando, togliti dal cazzo. Ma scusa, state urlando, state manifestando anche voi. Demo, detest la police! Siamo in luogo pubblico come voi. Dai, ma levati! Via! Modalità sul cazzo, raga. Perché abbiamo rotto il cazzo, scusa? Devi levare. Stiamo facendo il nostro lavoro anche noi. No. Via. Perché fuori dal cazzo? Andate, sai che non capite, andatevene, non vi vogliamo, con voi non parliamo, andatevene, via. È un luogo pubblico questo. È per noi e per voi. Sicuro, guarda. Che li stai a provocare, ma basta. È stata così, guarda. Abbiamo già abbastanza problemi in città, no? Venite pure voi a rompere i coglioni, non vedete 40 persone contro un esercito, ma dai! Quindi lei dice è sproporzionato, noi stiamo raccontando, è sproporzionato lei dice. Ma che scherzi! Ma quando mai si è vista una roba del genere? Ma quando mai? Lei dice ci sono troppi uomini della polizia e... Questo è un modo per creare tensione, punto! Perché per 40 persone tu non mobiliti un esercito, è chiaro? Ti vedi? Ti vedi? Quindi lei dice è spropositato. È sbagliato, profondamente sbagliato, capito? È violenza, la loro, non quella dei manifestanti. La manifestazione è legittima, lei dice? In Italia si può manifestare liberamente, o sbaglio? No? Dopodiché la reazione, questa reazione a 40 persone è assolutamente una provocazione e una violenza. Se vogliono casini, questo è il modo per farli. Ma non li fanno i manifestanti, li fanno i poliziotti, capito? Grazie. Ecco Lina, insomma noi stiamo raccogliendo i pareri, noi stiamo raccontando, insomma hanno messo un po' anche le mani addosso, ma insomma è un rischio tutto sommato calcolato in questi casi. Chiaramente non ci aspettavamo una reazione diversa perché insomma essendo del mestiere sappiamo come va in questi casi. Quindi come vedi ci sono dei manifestanti, comunque ci sono dei rappresentanti del mondo anarchico, liberi cittadini che stanno arrivando in qualche modo alla spicciolata, non sono quindi soltanto confinati in quella parte dove ci sono gli striscioni, alcuni sono rimasti da questa parte perché probabilmente sono stati bloccati e non vengono fatti passare dalla polizia che vedi sul ponticciolo. Quindi continuano gli slogan, intanto alcuni sono andati via chiaramente, insomma, perché hanno visto le telecamere e quindi l'accoglienza nei confronti della stampa, dei giornalisti è questa. Noi ovviamente il nostro microfono è aperto, poi ognuno di noi ha gli strumenti per capire, per commentare e per farsi un'opinione ovviamente libera. Sentiamo ancora, loro stanno parlando in questo momento di migranti, della strage di Cutro, sentite. Come quella di Ventimiglia, ancora di più che con tutti i governi precedenti, qualcuno decide di andare a farla pagare ai diretti responsabili di questa infamia. Piazza un petardo sulla porta della sede della Lega di Treviso e un ordigno a potenziale un po' più alto all'interno della sede stessa. Ebbene, il primo petardo esplode, ma la zona è isolata, per un paio di giorni nessuno se ne rende conto, mentre il secondo ordigno viene ritrovato soltanto a qualche giorno di distanza. Ora, cosa dire? Alfredo Cospito si è rivendicato a testa alta la sfera di Nolfi, ha detto di non aver commesso altre azioni che gli hanno imputato.
Juan non si è dichiarato né colpevole né innocente per questa azione, quindi non possiamo sapere che sia stato lui, se sia stato lui oppure se sia stata qualche altra mano animata da stegno, generosità e coraggio a volerla far pagare ai razzisti di Stato e ai loro servi in divisa. Quello che sappiamo sono due cose. La prima è che Juan è stato incolpato attraverso la prova del DNA. Ancora una volta torna in ballo una scienza che si pretende assoluta, e certa. Peccato che quando hanno cominciato a usare in Italia la prova del DNA circa una decina d'anni fa, negli Stati Uniti smettevano di usarla perché un grosso movimento d'opinione di parenti di persone ingiustamente condannate sulla base di questa pseudo prova che non vale niente erano riusciti a dimostrarne tutta la fallacia. La seconda cosa è che il nostro Juan, per un'azione che di fatto, al di là delle intenzioni di chi ha piazzato quell'ordigno, non ha causato né morti né feriti, è stato condannato a 28 anni di carcere. 28 anni di carcere e neanche un ferito, nemmeno uno sbirro che si è rotto un'unghia. Questi sono i tempi che viviamo, questo è l'accanimento contro il movimento anarchico che si vorrebbe seppellito in galera, preferibilmente nelle sezioni di tortura e isolamento chiamate a 41 bis, in attesa di rinchiudervi tutti quanti i combattenti sociali, perché questo va tenuto ben presente. Quando lo Stato fa un passo in avanti si prepara a fare altri 3, 4, 10 se non viene fermato. Ecco, questa è la ricostruzione evidentemente di quello che è successo, che stanno facendo gli anarchici a Venezia, ricostruzione che noi a sentir parlare di petardo sinceramente ci fa un po' specie. Manera è ancora lì? Sì, sono qua. Cosa ne pensa di queste parole, di questa ricostruzione? Mi sembra il delirio, cioè, io non so neanche come definirlo, secondo me è un delirio di persone che veramente non sanno di dov'è il mondo, cioè, giustamente come dite voi, cioè, qua si parla di petardo, prove del DNA, cioè, si fanno dei discorsi che non stanno in cielo né in terra, quindi cioè, sono incommentabili queste cose. Quindi fatto benissimo a presidiare la manifestazione, la polizia, perché da degenerare a questo, ad altre cose, mi ha fatto più specie, ve lo dico seriamente, sentire quella persona di una certa età anche accusare la polizia di essere i provocatori rispetto a queste persone. Ecco, mi fa pensare anche che tipo di valutazioni ci siano in giro. Che tipo di valutazioni ci siano in giro, che poi a me sembrano moltiplicate dopo la pandemia, no? Non le dà questa idea? Sì, probabilmente qualche tocco alla testa qualcuno l'ha anche dato, però non dimentichiamoci che questo paese, partendo da certi presupposti, ha avuto gli anni di piombo, non dimentichiamocelo mai. Se qualcuno, io non li ho vissuti, ma se qualcuno legge un libro, si è partito sempre dai compagni che sbagliano, guardate, con le motivazioni migliori si è sempre partito da là e poi si è degenerato su quelli che dicevano abbiamo messo un petardo, ecco, mettiamola così. Certamente. Trubian, lei un'impressione sua personale extra incarico naturalmente? Allora, che dire, ciascuno ha per fortuna di tutto il diritto di esprimersi e ciascuno riesce a farsi l'opinione che ritiene più opportuna. Grazie a Dio, questo me lo permetto, credo che siamo un paese dove la stragrande maggioranza ha in sé le ragioni dell'equilibrio. Normalmente l'equilibrio è silenzioso, per questo non si vede, non si sente, ma non significa che i più non siano il motore fondante della nostra società. Mi permetto sì questa riflessione che esula dai concetti processuali. Calamandrei diceva sulla democrazia bisogna vigilare, non dandola mai per scontata, perché forse l'abbiamo
noi, soprattutto le nostre generazioni, oso dire, trovata così com'era, come l'interruttore della luce che accende una lampadina ma che in sé dietro le turbine, i pozzi piezometrici e le fatiche di tutti. Credo che ciascuno di noi la sera dovrebbe fare qualche piccola riflessione e nel suo piccolo mettersi a tutela di quella non scontatezza delle cose della vita, anche della democrazia che troviamo. Certamente. Torniamo con l'audio a Venezia. Non so se Christian Arboit ci senta in realtà. Stanno continuando a scandire i loro slogan. Vediamo allora qualche decina di persone con degli striscioni, slogan, anche un piccolo gazebo, si sono posizionati davanti alla Basilica dei Frari. Il ponte di accesso, lo abbiamo visto, è presidiato. Christian. Sì, ecco Lina, ti dico la verità, ho riacquistato in tempo record un paio di auricolari perché prima nella concitazione del momento insomma c'è stato un piccolo stratonamento e non le ho più ritrovate, quindi non so se magari le ho semplicemente perse, quindi mi sono fermato e ho un nuovo paio di auricolari, adesso ti sento. Allora, qui continuano gli slogan, ovviamente riferito alla questione di Alfredo Cospito, il 41 bis, ecco, lo state sentendo insomma. Continua il refrain dello Stato stragista che poi di fatto è il contenuto degli striscioni che vedi. Come senti, non so se si sente da casa, c'è una sorta di polifonia, nel senso non si tratta solamente del gruppetto che è inquadrato dal nostro Nicola Marcato, ma appunto come vedevi prima anche da gruppetti sparuti, sparsi, è un po' una protesta diffusa, perdonami questo termine, chiaramente è semplificatorio, ma insomma da quello che vedo perlomeno qui in questa parte di Venezia, nel sestiere di San Polo, siamo appunto davanti alla chiesa della parrocchia di Santa Maria Gloriosa dei Frari, perlomeno qui insomma certo non ci sono 200-300 persone come era stato preannunciato appunto fin dall'inizio, però appunto come abbiamo raccontato, come hai detto anche te, i ponti sono tutti presidiati e quindi insomma non c'è una fluidità di movimento come è ovvio che sia. Ci sono anche diversi turisti che passano perché appunto alcuni turisti vengono fatti defluire, sapete insomma che in qualche modo il problema sono appunto le forze dell'ordine, i giornalisti, come avete visto e come avete sentito, insomma è un po' l'armamentario classico di questo tipo di manifestazioni e sit-in, senza entrare ovviamente nel merito, lo state facendo da studio, il mio compito qui e ora è quello di raccontare, quindi insomma sentite questi inni, sono quelli di prima, da questa parte diciamo la situazione si è un po' raffreddata, i ragazzi che vedevate prima che urlavano, con cui ho avuto una certa interlocuzione, non ci sono più, si sono spostati. Ci sono poi altre persone che stanno assistendo, non riesco a capire, non riusciamo allo stato attuale a capire se sono qui con intenzione o no. Vedo adesso i colleghi che stanno inquadrando qui davanti e io non ho la visuale, provo a farmi un attimo strada, non so se continui a sentirmi. Lina, ti prego di inviarmi un segnale perché adesso sto percorrendo un po' la calle per capire, come ti dicevo appunto. Ti stiamo sentendo Christian. Diffusa, perfetto, c'è un crocicchio anche qui, però non mi posso allontanare più di tanto dal nostro Nicola Marcato. Ecco, Nicola mi sta seguendo, ecco Nicola, ti ringrazio.
proviamo a vedere cosa sta capitando. Come vedete, insomma, la situazione è un po' paradossale, i turisti che continuano a passare, però insomma adesso mi stanno in qualche modo bloccando e quindi non posso passare. Scusa, perché mi blocchi? Perché mi stai bloccando? Caro mio, ognuno fa il suo lavoro, sai. Nicola, non so se Nicola mi sente. Nicola, mi vedi? Nicola? In primo grado qua era stato condannato. Nicola sta riprendendo gli striscioni, Cristian, in questo momento il nostro collega che è alla telecamera. Passare, Nicola. Due ordigni, uno esploso e l'altro no, che non avevano Ecco qua, insomma ci stanno un po' bloccando, non volete farci passare, abbiamo capito questo, insomma non volete farci passare. il razzismo istituzionale. Quindi ecco, non vogliono farci passare, prendiamo atto, però insomma questa è una pubblica via, insomma. Va bene, noi, come vedi, qua sta comparendo un altro striscione. Un altro manifesto: chiudere il 41 bis, abolire l'ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41 bis, quindi insomma siamo sempre qua, siamo in guerra, quindi stanno scandendo questo slogan. Cristian, mentre continuiamo a vedere le immagini, chiedo un'ultima battuta all'avvocato Trubian che ci deve salutare. Avvocato, riparleremo naturalmente di tutto questo martedì in Aula Bunker a Mestre, lo abbiamo detto, era abbastanza intuibile che la manifestazione poi sarebbe sfociata nel tema Cospito e così è stato alla fine. Di certo evidentemente questi soggetti che dovevano trovarsi in campo Santa Margherita poi hanno cambiato destinazione, visto anche tutto l'apparato che c'era, l'inaccessibilità di campo Santa Margherita. Adesso sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine stanno svolgendo la manifestazione che si erano prefissati e poi ci saranno senza dubbio anche dei provvedimenti per manifestazione non autorizzata, ma questo è tutto un altro capitolo. Un ultimo commento e poi la salutiamo. Sì, tutto sommato devo dire che mi pare che violenza non se ne sia stata usata se non nei limiti delle parole, e dunque buona, pacifica espressione di pensiero a tutti. Certo, la riflessione di chiusura è questa: uno Stato, un ordinamento deve trovare in sé vuoi gli anticorpi, vuoi le regole democratiche, e le regole democratiche vogliono, tornando al pensiero originario, che qualcuno che si chiama giudice decida sulla correttezza o meno dei fatti di ciascuno di noi, perché questo abbiamo tutti insieme stabilito con delle regole. Se ciascuno di noi potesse prevaricare sull'altro saremmo nell'anarchia, ma non è questo il principio dell'ordinamento democratico, e dunque credo, tornando a prima, che le sedi dove sviluppare le proprie rimostranze, le proprie tesi ci siano, e siano lì dove ciascuno di noi poi con i ruoli che gli sono propri debba esprimersi. E vedremo come aprirà poi questo processo di secondo grado martedì in Aula Bunker. Io la ringrazio moltissimo, avvocato. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Grazie a Stefano Trubian, legale di Parte Civile che rappresenta la Lega in questo procedimento. Ringrazio anche, si è dovuto scollegare per altri impegni, l'assessore di Treviso e esponente della Lega Alessandro Manera, grazie anche a lui. Torniamo a Venezia adesso e sentiamo se Cristian Arboit ha qualche altro aggiornamento. Cristian. Non è detto che mi senta in questo momento in cui stanno scandendo questi slogan a gran voce. Tutti dalle galere, dentro nessuno, solo macerie. Prova a dire due cose, ma non Vediamo se... Cristian, mi senti? Allora Lina, sì. Continuano i cori in polifonia, continuano un po' questi cori in polifonia. Adesso i cori si stanno concentrando in questa parte.
quindi si vede che i manifestanti che stavano arrivando in campo Santa Margherita di fatto stanno confluendo in questa parte. Il tema è che in questa parte di Venezia ci sono tanti turisti che, come vedi, stanno passando, quindi ci sono manifestanti, turisti, residenti, e gli spazi, come vedi e come sta documentando Nicola Marcato, insomma gli spazi sono molto angusti da questa parte. Siamo nella zona del sottoportego de Ca Zen, sostanzialmente stanno lanciando, ecco qua, un sacco, una borsa, se la sono lanciata tra di loro sostanzialmente. Ecco, stanno tirando fuori, stanno srotolando, penso, un altro striscione. Nicola, non so se possiamo capire cosa sta succedendo. Si stanno incappucciando, ovviamente sanno che ci sono le telecamere, qualcuno ha le mascherine, insomma proviamo a vedere. Ecco, Lina, cominciano a diventare qualche decina, insomma ci sono diverse persone, insomma stanno cominciando a confluire. Ecco, noi siamo da questa parte del canale, quindi non riusciamo a vedere sostanzialmente, però la protesta è da una parte e dall'altra del canale. Vedete questa scena paradossale del gondoliere che si sta fumando una sigaretta in questo momento, perché ovviamente non può esercitare la professione e quindi si è preso un momento di relax, e quindi c'è anche questo aspetto di cui dobbiamo darvi conto. NATO, Federazione Russa, crisi migranti, strage di Cutro, tutti i temi dell'attualità sostanzialmente, non solo Alfredo Cospito o il processo di Sorroche. I temi sul tavolo sono tanti e ovviamente i toni sono esacerbati, però per il momento, insomma, non c'è nessun tipo di tafferuglio, comunque non posso registrare al momento nulla di particolarmente eccessivo. Loro stanno dicendo, ecco, ci vogliono schedare i guerrafondai, e quindi in tutto questo rientra anche l'attacco frontale agli organi di informazione, ai media. Noi siamo qui che stiamo raccontando semplicemente una giornata. Senti lo slogan: tutti liberi, tutte libere. Ecco qua. Da quello che vedo stanno arrivando anche altri ragazzi con una maschera nera, una mascherina chirurgica, insomma mascherine chirurgiche di colore nero che coprono in alcuni casi il volto. Chi magari chi è un po' incappucciato, chi ha questa mascherina. Ecco qua, stanno dicendo doveva essere un corteo, in realtà è stato fatto del terrorismo mediatico. Ci sono 700 sbirri, riporto, perché forse non si sente l'audio. Chi è di qua è stato seguito per settimane, qui sotto casa, fin davanti al lavoro. In ogni posto che frequentasse c'erano almeno 2 persone a vedere cosa faceva. E comunque oggi i giornali parlavano di 200 persone presenti in teoria in campo Santa Margherita. Questo ci fa ragionare un attimo su come funziona il governo di questa città. Perché o ci pensano dei coglioni, oppure i coglioni sono loro. Perché se servono 700 guardie per fermare 200 persone, noi stiamo facendo il nostro lavoro, idea di cosa fare. Ognuno fa il suo. Oppure vuol dire che prima hanno fatto una serie di figure di merda per cui adesso non possono più permettersi niente. Perché negli ultimi mesi c'è stata una vitalità, una forza, una volontà incredibile che molti di noi hanno vissuto e che non si dimenticheranno mai. Hanno deciso di bloccare Campo Santa Margherita dalle 6 di mattina, come non si vedeva dai tempi del coronavirus. Hanno deciso di metterci contro le persone che lì ci lavorano, quando sapevano benissimo, perché ci hanno seguito per settimane, che noi in campo ci saremmo rimasti soltanto il tempo necessario per radunarsi e poi per partire. Noi non avevamo il minimo interesse di rimanere bloccati qui, così come non abbiamo il minimo interesse di rimanere bloccati ai Frari.
Bravi ed efficienti, adesso avete bloccato 2 campi invece di 1 e avete levato la giornata lavorativa al doppio delle persone previste. Nel frattempo, mentre la stampa si scatenava su queste cose, ieri il governo, tra le varie cose, ha proposto alla Camera dei Deputati di abolire il reato di tortura. Ci sarebbe da dire che la tortura in Italia esiste già, si chiama 41 bis, si chiama ergastolo stativo. Ecco, non so se state sentendo, non so se stai sentendo Lina. Sì, sto hanno fatto un riferimento in questo momento al fatto che la manifestazione iniziale era programmata per l'appunto in campo Santa Margherita, ma che di fatto i manifestanti sono stati fatti confluire in questa zona e loro hanno detto in questo modo state facendo lavorare ancora meno persone, perché questa zona di fatto non doveva essere coinvolta dalla manifestazione. E infatti alle mie spalle ci sono dei negozi che hanno chiuso i battenti, che hanno abbassato le saracinesche. Non so, Nicola, se possiamo un attimo girarci solo per un attimo. Ecco, questi negozi prima erano aperti fino a poco fa, quindi di fatto gli operatori, i commercianti hanno abbassato le saracinesche. Ecco, adesso adesso sta succedendo qualcosa, Lina, si stanno avvicinando verso il varco da quell'altra parte, dall'altra parte della calle. Ovviamente noi però siamo bloccati qui in questo momento, noi siamo bloccati qui, tutti gli accessi a questo campo davanti al Sestiere del San Polo però sono bloccati, quindi non so dove si stiano dirigendo in questo momento, quindi in quella zona della calle. Bisogna anche capire se troveranno un varco aperto, perché senza dubbio le forze dell'ordine staranno presidiando tutto il quadrante. Difficilmente Lina troveranno un varco aperto, però vedo questi ragazzi, non so se li sta inquadrando in questo momento il nostro Nicola Marcato. Ci sono dei ragazzi che stanno scappando con degli zainetti, sembrano giovanissimi, si stanno dirigendo verso il gruppo che si è formato da quella parte, ma sono tutti bloccati in questo momento. Vuol dire che da quella parte nessuno li fa passare. Ovviamente vedi gli agenti della polizia in assetto anti-sommossa, stanno ritornando verso questa parte, stanno ritornando quindi sul luogo di prima. Evidentemente hanno capito che non si riesce a passare da quella parte, anche da quella parte si può raggiungere Campo Santa Margherita. Probabilmente ci sarà qualche persona anche lì, o comunque ci saranno delle persone bloccate qui e là nelle varie calli veneziane. Continuano naturalmente con i loro slogan, i loro cori, Christian, e d'altro canto sicuramente vengono tenuti lì di fronte ai frari anche per essere identificati. Non si potranno permettere le forze dell'ordine naturalmente di farli spostare da una parte all'altra della città. Ecco, vedo la polizia che li sta bloccando. Stanno intervenendo in quella zona, Ecco, questo è il momento, Lina. Cosa stai sentendo, Christian? Ci sono delle urla, ma non ci sono al momento slogan, urla. Stanno tentando di oltrepassare il varco che c'è in quella calletta, sostanzialmente probabilmente raggiungere Campo Santa Margherita, perché è lì che sono indirizzati, è lì che vogliono arrivare, e lo hanno detto anche poco fa. Loro sono stati portati verso questa zona, sono stati fatti confluire in questa zona. Io però sento delle voci qua e là sostanzialmente, quindi non sono tutte concentrate in quella calle, in quel quadrante che Nicola Marcato sta inquadrando in questo momento. Ti dirò che siamo tutti un po' sospesi, anche i colleghi giornalisti, fotografi qui con noi. Di fatto ci troviamo un po' tutti da questa parte, però vedo che quello che vedete di fatto è quello che vediamo noi, ed è quello che sta succedendo, perché di fatto i manifestanti sono lì, il cono di bottiglia è in quella zona che Nicola sta riprendendo in questo minuto. Quindi
Ecco, però vedo un po' più di gente di prima da questa parte i manifestanti di prima, non so se sono rimasti, mi pare di no, vediamo, non è rimasto nessuno dei ragazzi con i quali avevamo avuto prima uno scambio, quindi probabilmente sento delle voci, delle urla da quella parte, ma vedo che i colleghi continuano a rimanere qui. Insomma, i fronti aperti sono diversi, poi le forze dell'ordine probabilmente nel corso della giornata, verso la serata, quando tutto sarà terminato, forse spiegheranno anche la ratio di questa logistica, il perché appunto i manifestanti non siano stati fatti confluire in campo Santa Margherita, ma siano stati portati qui in Sestiere de San Polo. Però insomma chiaramente queste sono logiche che a noi da questa visuale, che comunque è una visuale parziale, ci sfuggono, è evidente. Lina, adesso mi ricongiungo con Nicola Marcato, non voglio andare troppo distante, però appunto dobbiamo un po' monitorare tutto quello che sta succedendo in questa calle. Dimmi. Cristian, ti leggo in parte cose che sappiamo già, in parte qualche altra cosa battuta dall'ANSA poco fa, qualche minuto fa, su quello che sta succedendo. L'ANSA parla di una trentina di persone ai Frari, forse ce n'è anche qualcuna di più da quel che vediamo, e dall'azione che abbiamo visto prima di quel gruppetto che si è infilato nel vicolo, seguiti da parte della polizia in tenuta antisommossa, credo che li si siano anche divisi in qualche modo, un gruppetto che si è infilato in calle e quelli che sono rimasti in piazza. L'ANSA dice, come abbiamo riportato finora, come ci hai raccontato e ci avete mostrato fino adesso, che appunto dopo mezz'ora dall'annunciata manifestazione degli anarchici in campo Santa Margherita la situazione è sotto il controllo delle forze dell'ordine, non vi è al momento alcun corteo a sostegno di Alfredo Cospito e dello spagnolo Juan Antonio Sorroque Fernandez, condannato, lo ricordiamo, in primo grado a 28 anni per l'attentato alla sede della Lega di Villorba di Treviso, che andrà a processo d'appello per la prima udienza martedì in aula Bunker, ed è per questo che si è svolta questa manifestazione, oltre che per solidarizzare con Alfredo Cospito. Una trentina, dicevamo, di manifestanti radunata in diverse decine di metri nel vicino campo dei Frari, esponendo gli striscioni che stiamo vedendo e gridando slogan con il megafono. Il gruppo è stato immediatamente accerchiato, come abbiamo visto, dalle forze dell'ordine che impediscono anche a turisti e giornalisti naturalmente di avvicinarsi in quella zona. La città è presidiata da circa 400 uomini in divisa, metà dei quali sono stati collocati in campo Santa Margherita, con la città, e abbiamo visto anche questo, sorvolata da un elicottero della polizia che controlla dall'alto l'evolversi della situazione. Al momento non viene segnalato neanche dalle agenzie di stampa alcun incidente, certo che tutte le calli d'accesso al campo sono presidiate. In campo Santa Margherita, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata individuata una decina di anarchici che sono tenuti sotto stretto controllo. Quindi una decina sarebbero in campo Santa Margherita in questo momento e quest'altra trentina lì. Questo è un quadro assolutamente verosimile, tra l'altro il collega dell'ANSA l'ho intravisto poco fa, e qui nei paraggi la visuale è questa, sicuramente in campo Santa Margherita qualcuno c'è e anche nei paraggi. La maggior parte dei manifestanti però appunto si trova qui, è stata fatta confluire qui in questo posto. Al momento non ci sono slogan scanditi particolari. Poco fa ha preso la parola, pochi istanti fa, lo speaker, e dice sostanzialmente volevamo fare un corteo, questo dispiegamento di forze è assolutamente sproporzionato, questo è il nostro Stato, insomma, quindi è stato ribadito questo concetto. I manifestanti comunque sì, come dicevi, sono più di una trentina, certo non sono i 200-300 di cui parlavamo questa mattina, e altri sono in giro
per la città. Va detto anche che la maggior parte sì, insomma, in questo momento è tranquilla, stanno appunto tenendo in mano gli striscioni, qualcuno sta parlando in gruppo, tanti sono anche a volto scoperto, quindi c'è chi magari, quelli che erano più vicini a noi poco fa si erano messi la mascherina, ma quelli che vedete appunto stanno manifestando a volto scoperto, insomma. Ecco, allora in questo momento, questo è il momento più tranquillo, direi, di questo pomeriggio. Ecco, però ci sono delle voci che arrivano da questa parte. Ci sono delle voci anche da qui, quindi da questo versante, quindi significa che ci sono dei manifestanti che stanno tentando appunto di oltrepassare il ponticciolo e unirsi ai compagni dall'altra parte, però appunto il dispiegamento lo vedi, insomma, non passa al momento nessuno. Allora vedo ancora turisti che passano un po' straniti, si chiedono che cosa sta succedendo. Non so, Nicola, se possiamo anche mostrare quello che sta accadendo qui, questi negozi praticamente adesso chiusi, vuoti, giusto il tempo pochi minuti fa per acquistare un paio di auricolari che non ho più trovato. Questo negozio però è aperto, vedo che è rimasto aperto, c'è dentro il titolare al telefono, non lo disturbo. Allora, vediamo. Cristian, d'altro Salve, canto, ragazzi, buongiorno. Voi siete qualche... qui per la manifestazione o per che cosa? Passaggio. Di passaggio, siete qua di passaggio? Sì. Che idea vi state facendo? Tu che idea ti fai? Chiedo voi, io faccio... No, tu sai quello che succede. Vedo una manifestazione, c'è una manifestazione appunto che era stata preannunciata da qualche giorno. Insomma. Come la vedi? Per il momento è abbastanza tranquillo. Ok. Quindi anche per voi questo, insomma, è abbastanza tranquillo anche per voi. Normale amministrazione. Sì. Anche per te normale amministrazione. Grazie ragazzi. Ecco, quindi come vedi poi non è Carolina, insomma, ci sono anche delle persone che stanno assistendo legittimamente, perché ognuno qui legittimamente, siamo, no, in un paese democratico, c'è chi manifesta, c'è chi racconta, c'è chi assiste, a ciascuno il suo, no? Per parafrasare un famoso passaggio della nostra letteratura. Diciamo che non tutti ci guardano benissimo, ma non solo a me, sia ben chiaro, ma un po' a tutti i colleghi giornalisti, ma anche questo fa parte un po' del clima che caratterizza questo genere di manifestazioni. Ecco, ci sono delle ragazze che stanno tentando di passare da questa parte, ma insomma no, hanno desistito proprio ora. Insomma, quindi Cristian, ragazze con cui abbiamo parlato poco fa. Facciamo il dimmi, punto della situazione, perché il nostro ruolo naturalmente non è quello di raccontare i propositi dei manifestanti, ma è anche quello di capire lo stato della città. Cioè voi in questo momento siete bloccati lì, non c'è verso di andare né da una parte né dall'altra, è corretto? E probabilmente l'intento delle forze dell'ordine... Sì. È quello di lasciare che questa manifestazione non autorizzata concluda normalmente, tenendo d'occhio quello che capita e poi facendo defluire queste persone, no? Assolutamente, questo è il dato. La maggior parte dei manifestanti è qui. Noi vi stiamo documentando quello che è il cuore, tra virgolette, della protesta di oggi. Doveva essere un corteo, è diventato a tutti gli effetti un sit-in. Il tema si porrà fra poco, immagino, quando i manifestanti decideranno che è finito il tempo del sit-in. Quindi in quel caso cosa accadrà? Saranno accompagnati verso le vie di deflusso, quindi verso Piazzale Roma, verso la stazione dei treni, dove saranno accompagnati, dove e come, perché di questo stiamo parlando in questo momento. Il tema insomma più delicato è proprio questo, insomma, il deflusso una volta terminata la manifestazione. Quindi penso che il tema di ordine pubblico adesso, in questo momento, sia proprio questo.
Certamente, anche perché al di là di quello che abbiamo sentito poco fa su chi diceva le forze dell'ordine provocano, mi pare sia l'esatto contrario sinceramente, nel senso le forze dell'ordine devono evitare qualsiasi cosa per non prestare il fianco a delle reazioni, così stanno facendo come generalmente accade e lasceranno che queste persone, magari identificate, magari sono anche noti già alle forze dell'ordine, defluiscano e lascino il centro storico della città. Magari alcuni ci abitano pure, nel senso che ci eravamo posti prima il tema su come hanno fatto ad arrivare fin là, no? Con tutti i controlli che c'erano. Potrebbero essere arrivati alcuni il giorno prima, dicevi. Oggi le locandine dei giornali qui a Venezia. L'incubo mio, no, anarchico, che non ve ne posso più, cara ostia de Giuda. Allora, noi effettivamente vorremmo dare un po' il giro a tutto, cambiare radicalmente questo ordine sociale, dare vita ad un processo rivoluzionario fino al comunismo anarchico e all'anarchia. Questo sarebbe il progetto. Come chiunque può constatare... Questo è il progetto, abbiamo sentito Christian, questi sono gli slogan che si sentono a ogni manifestazione di questo genere, che adesso è pacifica necessariamente, nel senso che con le forze dell'ordine, il dispiegamento di forze in campo è impossibile inscenare qualsiasi azione violenta e si fa un po' passare dalla parte del torto gli altri, è un po' questo il meccanismo, no Christian? A casa. Sostanzialmente sì, questa è la tattica sostanzialmente, quindi è chiaro c'è stata questa escalation di tensione in questi giorni. Ieri c'era stato anche un volantinaggio, volantini anonimi qui a Venezia, dove di fatto si rivendicava la manifestazione e si diceva siamo in guerra, e sono concetti questi che si stanno rimanendo in questo momento. Tra l'altro è significativo vedere come questa protesta si stia proprio in questi momenti, con le parole che sta pronunciando lo speaker ora, si stiano in qualche modo intersecando con le tematiche del Covid, il lockdown, quindi le privazioni tra virgolette della libertà della pandemia. Per i manifestanti c'è un progetto unico, insomma un progetto dietro appunto a tutte queste misure che vengono messe insieme. Ecco, si parla ora del governo della paura, tanti di slogan ovviamente contro il governo di centrodestra, l'esecutivo Meloni. Come vedi stanno passando anche adesso degli uomini, penso insomma della Digos, non inquadriamoli troppo, che dovranno effettuare poi i riconoscimenti, esatto, poi altri agenti. Christian, di questi soggetti. Allora noi il nostro l'abbiamo fatto, diciamo, la situazione sembra abbastanza tranquilla, abbiamo fatto la cronaca di quel che è successo, potrebbero andare avanti anche per un tot di ore così a recitare il loro slogan, ma a noi non era questo che interessava verificare che non succedessero tafferugli, disordini, gesti violenti, atti di vandalismo nei confronti della città, che si era preparata assolutamente adeguatamente a quello che poteva capitare. C'è chi la pensa diversamente, ma dicevamo prima con l'avvocato Trubianco il senno di poi è facile per tutti. Adesso gli anarchici continueranno con le loro dichiarazioni. A noi interessava appunto capire che fosse tutto sotto controllo, che non ci fossero problemi per la città, per i cittadini, per le attività commerciali. Quindi siamo in chiusura, Christian. Voi immagino vi fermerete lì a vedere il proseguo fino ai telegiornali. Ti lascio la parola e poi chiudiamo. Una guerra che è... Sì, allora Lina, io direi che per il momento è tutto, o perlomeno, come dicevi te, dal punto di vista dell'ordine pubblico la situazione al momento è cristallizzata. Vediamo per quanto andrà avanti. Io e Nicola Marcato rimaniamo sul posto qui insieme ai colleghi, magari facciamo anche un giro della città se ci lasceranno passare, ma penso di no da quella parte, perché
appunto siamo bloccati anche noi, c'è un presidio anche lì delle forze dell'ordine in assetto antisommossa, quindi insomma stiamo qua a guardarci un po', ad annusarci a vicenda per certi versi e capire quali saranno le mosse. Quindi adesso ci sono i temi dell'ambiente, si parla di catastrofe nucleare, quindi come ti dicevo prima tanti temi che vengono messi sul tavolo, gli armamenti all'Ucraina, tra l'altro era uno dei temi preannunciati per la giornata di oggi. Insomma, come ti dicevo, la situazione è questa al momento, quella che vedete, quella che vi stiamo raccontando di fatto da 4 ore e mezza, un dispiegamento enorme di forze, un allarme forte, importante, probabilmente senza precedenti nella storia recente di Venezia, perché questo va detto e ci hanno detto un po' tutti, insomma mai si era visto un dispiegamento di forze così imponente, e quindi insomma staremo a vedere l'evoluzione di questo pomeriggio, insomma, ma veramente Lina, come dicevi tu prima, sarebbe veramente insomma non penso produttivo per nessuno arrivare ad uno scontro. Le vie di fuga sono tutte in qualche modo ostruite, sono tutte presidiate e in questo momento immagino che 700 persone abbiano identificato o stiano identificando attraverso gli uomini della Digos soprattutto un po' tutti i manifestanti, quindi non conviene fare e portare avanti nessun atto magari estremo che potrebbe trasformarsi in un reato, perché appunto non ci sono i margini, quindi per il momento con Nicola Marcato, Lina, ti restituisco la linea. Grazie davvero. Grazie a te Cristian, grazie a Nicola Marcato per aver raccontato già da mezzogiorno quello che stava succedendo a Venezia. A noi tanto bastava verificare che l'ordine pubblico fosse sotto controllo, che non ci fossero problematiche riguardanti la città, il suo patrimonio naturalmente non solo di persone ma di edifici e patrimonio artistico di Venezia centro storico. Noi chiudiamo qua questa edizione straordinaria, naturalmente riservandoci eventuali aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Io ringrazio come sempre Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia per aver consentito questa diretta e come sempre appuntamento a questa sera, edizione del Veneto alle 18:30, quindi a seguire Venezia e poi Treviso. Un buon pomeriggio, arrivederci.